Amici sportivi, ben ritrovati con Pianeta MSP. Siamo pronti a raccontarvi tutte le novità della quarta giornata, novità che riguardano però soprattutto le serie A2 e la serie B. Perché in Serie A1 abbiamo visto una giornata sostanzialmente di stallo, soprattutto nel primo girone dove le 4 prime squadre hanno pareggiato. Invece nel secondo girone, sempre della massima serie, a farla da padrone è sempre il Fai Futsal, che nonostante la giornata di riposo e forte delle vittorie delle scorse giornate, riesce a mantenere il suo primo posto. E le novità arrivano in Serie A2, dove la Scaligera mantiene il primo posto, subito seguita dall'Atletico Dinamo, che sta distaccando da tutte le altre. E a stupire maggiormente è stata la Carletos Way nel primo girone di Serie B. Infatti la Carletos Way è scesa in campo da ultima della classe e si è scontrata proprio con i primi, i ragazzi del Beverly Hills, e nonostante questi siano riusciti a vincere per 4-3, la Carletos Way ha dimostrato una grande tenacia e ha mostrato in campo tutto ciò che aveva. Tutto questo ovviamente ve lo racconteremo nel dettaglio subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. A1, girone A. Il primo girone di Serie A1 ha vissuto una giornata di stallo, perlomeno nelle prime posizioni, perché le prime 4 squadre hanno pareggiato. Per la verità il New Tartan e il Futsal Veroma, primo e terzo posto, si sono affrontate in uno scontro diretto terminato sul 2-2. Un pareggio che però è visto come 2 punti persi per i campioni in carica, che non riescono a rosicchiare punti della vetta. Non è riuscito ad approfittare di questo risultato nemmeno il Noi Team Elettrolaser, fermo sul 4-4 da un pimpante BVP, che ha così legittimato la propria quarta posizione. Al Paglianini Center il giocatore più prolifico, come al solito, è stato Viviani, andato in segno 3 volte per il suo Noi Team. Rimane comunque bizzarra la classifica, con le prime 2 che hanno 5 punti di vantaggio sul Veroma e 7 sul BVP. Poi in 4 soli punti sono racchiuse tutte le altre squadre. Ha potuto festeggiare il primo successo stagionale il Team Bar Times, che ha avuto la meglio sull'Ottica Love per 3-1, lasciandola sempre all'ultimo posto con 0 punti. A far compagnia al Team Bar Times, al quarto posto, troviamo anche gli Smigolè e Legas, che si sono affrontati proprio in questo turno, chiudendo la gara con un secco 5-1 in favore dei primi. Mattatore della serata è stato Bazan, che ha trovato la via della rete ben 4 volte. Turno di riposo invece abbastanza favorevole per i Red Devils, che non hanno perso troppo terreno dalle prime. A1, girone B.
Se nel primo girone sono ancora due le squadre a dividersi il primato, nel secondo è il Fai Futsal a primeggiare ed è riuscito a farlo addirittura da riposante, forte del vantaggio accumulato nelle scorse partite. Al secondo posto troviamo un Corvinul Hunedoara finalmente pimpante come non lo vedevamo da qualche tempo. Contro i Rangers Lugagnano è arrivato un 4-1 che dà tantissima fiducia a Georgescu e compagni per un proseguimento di stagione tra le prime posizioni. Tripletta in questo caso di Toma. E vedremo ora cosa ne penserà il Transilvania, dietro di un solo punto e che ha vinto una gara soffertissima contro la Piazzetta Store per 5-4 presso il centro sportivo di San Floriano. 3 punti quindi che valgono come l'oro, perché anche la Piazzetta Store ha ambizioni di alta classifica. Decisiva in questo caso è stata la doppietta di Coroama. È poi riuscita a risalire la china dell'Unione. Dopo una partenza non proprio tra le migliori, è arrivata la seconda vittoria consecutiva e questa volta ai danni dei Liverpolli. Il confronto è terminato sul punteggio di 4-3 e ancora più valore ha avuto la doppietta vincente di Palamariu. Il risultato più largo del girone è stato però quello del Valaia, che ha finalmente vinto la propria prima gara in questa stagione, stendendo la CIGHE Polisportiva Pedemonte per 5-1, con 2 reti di Tulbure. E così deve iniziare a darsi una mossa la CIGHE, che ha già 4 punti di distanza dalla terzultima da recuperare. Una partita con tanti gol, combattuta, magari se non se ne sbagliava qualcuno davanti alla porta con il solo portiere il risultato poteva cambiare. Sì, il risultato poteva cambiare, un po' di inesperienza ce l'abbiamo, siamo in matricole in categoria A1, è bello giocarsela comunque, sì, qualche gol in più potevamo farlo, ma ci mancava anche il portiere, quindi qualche gol forse l'abbiamo preso, nonostante sia stato bravissimo chi l'ha sostituito, l'abbiamo preso per l'inesperienza, diciamo che l'inesperienza è la causa di questa sconfitta. Anche la difesa, forse una regolatina bisogna dargliela. Ma, ripeto, eravamo in emergenza nel reparto difensivo, la categoria è impegnativa rispetto, noi abbiamo fatto tutto il percorso dalla B, siamo arrivati l'anno scorso a conquistarci la 1 e adesso dobbiamo farci l'esperienza in A1, insomma. Bisognerà combattere. Siamo qua per quello, è da 35 anni che giochiamo a calcetto e sappiamo che si combatte sempre in tutti i campi. Una bella partita giocata anche forte, con un certo vigore, dobbiamo dire, alla fine l'avete spuntata. Sì, è stata molto intensa, molto impegnativa. Sono contento che i ragazzi hanno dato tutto, infatti anche i nostri avversari hanno fatto di tutto per non renderla facile. Si vede anche dal risultato, abbiamo vinto per poco ma sufficiente. Ecco, soprattutto magari in difesa bisogna dare una regolatina perché qualche gol è passato di troppo. Sì, purtroppo ha ragione, stiamo provando delle robe nuove perché stiamo ristrutturando un po' la squadra, abbiamo perso qualche personaggio importante e adesso piano piano ci stiamo ristrutturando. Che obiettivi avete per il campionato? Vincere il campionato come l'anno scorso. A2 Girone A. Cominciano a delinearsi gli equilibri del primo girone di Serie A2 con la Scaligera che sta dominando, ma con l'Atletico Dinamo che cerca di tenere il passo, staccando tutti gli inseguitori. Tra questi ci sono i Bad Boys che però hanno dovuto cedere il passo all'Oto Calcio a 5. Il confronto è terminato sul punteggio tennistico di 6-4 e ha permesso all'Oto di salire a centro classifica proprio un punto sotto ai Bad Boys. Vincente la tripletta di Degani, inutile invece quella di Maiolo. E come accennato prima, la Scaligera ha ottenuto la 4ª vittoria consecutiva contro la Iolanda Urs, spazzandola via con un netto 9-5 che la fa scendere fino alla terzultima posizione. In serate come questa, Lopresti risulta davvero immarcabile e contro la sua ex squadra è riuscito a segnare ben 3 volte.
Più difficile del previsto è stato invece l'impegno dell'Atletico Dinamo che, contro lo Sporting Ardan, non è riuscito ad andare oltre a un pareggio per 4-4. La tripletta del solito gioca ha evitato una nuova sconfitta ad un Ardan che a inizio stagione era dato tra le papabili protagoniste della parte alta della classifica. Ma in campo, purtroppo, sta dicendo altro. Infine il Domicali Verona 91 e gli East Green Boots hanno pareggiato 1-1, smuovendo così un po' la classifica. Finalmente è arrivato il primo punto per gli Stivali Verdi che ora però tra 7 giorni contro l'Oto dovranno cercare di aprire una striscia positiva se vogliono risollevarsi. A2 Girone B. Percorso perfetto per il momento per il Sandra, che ha ottenuto il quarto successo in altrettante gare contro il Buredoc. Ancora una volta la squadra di De Lellis ha dimostrato di saper vincere soffrendo, poiché il Buredoc ha venduto cara la pelle e forse avrebbe meritato pure il pareggio, ma alla fine a vincere per 2-1 è stato appunto il Sandra. E dopo la sconfitta nel primo turno si è ben risollevato la C Monzarella, che ha vinto la gara contro l'Atena per 6-4 al centro sportivo De Stefani. A nulla è servita la tripletta di Varotti, per un'Atena che non riesce a ingranare e ora si è pure fatta raggiungere dalle squadre che la seguivano in classifica. Contro ogni pronostico è infatti arrivata la prima vittoria stagionale del Rizza, che ha battuto i Turtles con Soltic per 8-2 con doppiette di Caprini, Castagna e Biondani. E qualche elemento della vecchia guardia è tornata tra le file del Rizza e si è ampiamente visto perché i Turtles nelle 3 precedenti gare, anche se non tutte vincenti, hanno dimostrato di essere una squadra viva. Ma in quest'ultima sono sembrati i fantasmi di loro stessi. È salito invece nella parte alta della graduatoria il Caffè La Perugina, che ha vinto 3-1 il confronto con il GSB, accorciando a un solo punto il distacco dalla sua terza posizione. Brutta sconfitta comunque per il GSB, che ha visto sfumare il proprio secondo posto. A2 Girone C. Sta proseguendo liscio come l'olio il cammino del quarto piano, che ha vinto la quarta partita consecutiva di questo inizio campionato. A farne le spese questa volta è stato il Taurus, secondo alla vigilia, ma che con questa sconfitta per 2-1 vede la vetta allontanarsi a 5 punti. Si può parlare già di mini fuga del quarto piano che ha già 3 punti di vantaggio sulla seconda posizione, che è occupata da un FC Albania che, dopo la sconfitta nel primo incontro, non ha sbagliato più nemmeno un colpo. I 3 punti questa settimana sono arrivati dalla sfida con il Futsal Lugagnano, battuto 7-3 dopo 40 minuti ricchi di gol ed emozioni. Il primo marcatore della sfida è stato Codra, che ha bucato la rete avversaria per 3 volte. A pari merito con il Taurus, al terzo posto, troviamo anche i Sammy Boys, che però non sono riusciti a vincere contro il Team Spirit, che invece si è aggiudicato la gara per 3-2. Questa è una sconfitta che costa cara ai Sammy Boys, che mancano quel salto di qualità che li avrebbe confermati al secondo posto. Nell'ultima gara, invece, il Bugs Barney ha vinto per 2-1 l'incontro con il Palazzolo Futsal presso la Polisportiva di Lugagnano. La situazione ora per il Palazzolo comincia a farsi seria, poiché proprio come per il Futsal Lugagnano, in classifica i punti sono ancora a 0 e il distacco dalla terzultima è già salito a 6. Luca Bianchi, Taurus, ci avete messo tanto impegno o avete subito un gol nel primo tempo? Al secondo tempo invece abbiamo visto che ce l'avete messa e avete tentato in tutti i modi di recuperare. Qualcosa è andato storto? Sì, giusta analisi. Abbiamo provato nel secondo tempo a recuperare gol di svantaggio. Purtroppo non ci siamo riusciti e nel finale, nell'ultimo arrembaggio, abbiamo preso il 2-0. Siamo riusciti ad accorciare le distanze sul 2-1, ma ormai era troppo tardi e niente, complimenti a loro
per la vittoria e ci rifaremo al ritorno. Ecco, forse vi siete un po' scoperti nel tentativo di recuperare. Sì, abbiamo provato a recuperare negli ultimi minuti, sono salito anch'io come portiere a provare ad attaccare 5 contro 4 e non siamo riusciti a fare il gol dell'1-1, del pareggio. Però insomma vi preparate per la prossima, eh? Certo, ogni partita si riparte da zero, quindi ogni partita vale 3 punti e proviamo a recuperare con la prossima. Antonino Accardo, quarto piano. Un primo tempo con un gol vostro, poi un po' scialbino, tutto gioco a centrocampo, un po' di batti e ribatti. Nel secondo tempo hanno cercato di rimontarvi e si sono scoperti e voi ne avete approfittato. Esatto, ne abbiamo approfittato, abbiamo fatto un'ottima partita, questa è la quarta vittoria di fila che facciamo. Leggendo l'articolo precedentemente si diceva che il quarto piano era lì per caso, invece no, questa è stata la partita della verità, della realtà e niente, che dire, abbiamo fatto una bella partita, un'ottima partita e avanti tutta. Ecco, però c'è solo un gol di scarto, bisognerà forse mettere ancora un po' di carburante dentro. Oddio, è stata una partita molto tosta, abbiamo fatto ai 2 minuti dalla fine, ho provato a segnare, ce l'ho fatta da buon capitano e che dire, niente, abbiamo fatto un'ottima partita, ripeto, avanti tutta e credo che più avanti faremo sempre di più una buona vittoria ancora, come tutte le altre. B. Girone A. In tanti si aspettavano una goleada del Beverly Hills ai danni della Carletos Way, visto che questo match era un vero e proprio testa-coda. La Carletos Way ha invece offerto la miglior prestazione finora della stagione, impensierendo molto la prima della classe, che è riuscita a vincere per il rotto della cuffia con un punteggio di 4-3. E al centro sportivo azzurra decisiva è stata la doppietta di Daku. Il secondo posto rimane invece sempre di proprietà delle riserve, che hanno vinto l'incontro con i Magellano 11 per 6-4, mantenendo così la scia del Beverly Hills e rimanendo l'unica alternativa per la vetta del girone. Vincente la doppietta di Giordano, inutile invece quella di Micheletto per dei Magellano 11 che rimangono al terzultimo posto. Per la verità c'è ancora una squadra imbattuta in questo girone ed è lo Svapo Monkey, che in questo turno ha ottenuto il quarto risultato utile contro l'Athletic Beer, surclassato per 7-3 con doppiette vincenti di Melon e Albertini. Già nel prossimo turno lo Svapo Monkey dovrà affrontare il Beverly Hills in una sfida che cambierà le dinamiche dell'alta classifica. Infine, gli Azza Augusta hanno avuto la meglio per 5-1 del Galatasaray, superandolo in classifica al quarto posto. Con la vittoria delle prime 2 gare, il Galatasaray si era illuso di poter ambire alle primissime posizioni, ma le successive 2 sconfitte gli hanno fatto rivalutare gli obiettivi stagionali. Doppiette per Bragantini e Vedovi. B. Girone B. Il secondo girone di Serie B ha la classifica quasi identica al primo, con 3 squadre imbattute, ma solo una che ha collezionato 4 vittorie, ovvero il Verona United, che finora ha sbaragliato la concorrenza. Questa è stata forse la gara più difficile perché il DC Bindeloni è stato battuto per 2-1, un punteggio decisamente più striminzito rispetto a quelli delle altre gare. Al centro sportivo L'Aquila il giocatore decisivo è stato Paganotto, autore di entrambe le reti dei suoi. Al secondo posto rimane costante la pizzeria da Giuseppe, che non ha avuto vita facile contro lo Sheikh Zero Fiato, battuto 6-5 con doppiette vincenti di Righetti e Marzotto. Unica soddisfazione per lo Sheikh è quella di aver già affrontato tutte e 4 le prime squadre in graduatoria. A 8 punti e al terzo posto troviamo poi il Campari Dortmund, che ha avuto la meglio per 5-3 sulle giraffe blu, con doppietta vincente di Prestipino.
Ne vedremo delle belle la prossima settimana, quando la sfida più interessante del girone sarà tra il Campari Dortmund e il Verona United. Si è allontanato invece dal fondo della classifica l'Athletic Miatanto, che ha rifilato un netto 8-1 all'Ens Scaligera, che rimane così sempre a 0 punti a far compagnia allo Schalke zero fiato. Non c'è mai stata storia in questa gara, con l'Athletic che ha tagliato come il burro la difesa avversaria, tra l'altro per 3 volte con Apolloni. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E dalla quarta giornata di campionato questo è davvero tutto. Noi vi aspettiamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per scoprire le ultime novità del pianeta MSP.